Ben ritrovati al Notes di Antenna 3. Andiamo subito a dare uno sguardo insieme dunque agli annunci di questa puntata. La 45esima mostra mercato dei marroni del Monfenera vi aspetta a Pederoba a partire da sabato 5 ottobre. Tutti i sabati e le domeniche un trionfo di eventi e iniziative da non perdere. Sabato ufficiale taglio del nastro della manifestazione e poi alle 21 un tuffo negli anni 60 con Dino e le sue indimenticabili canzoni e poi con l'orchestra Favaro Band. Domenica, camminata dell'amicizia solidale, mercatino dell'artigianato e un'altra serata musicale con il trio Night and Day. Tutte le sere ricco stand gastronomico. L'Associazione Artigiani e Commercianti per Borgo Cavour e Via Canova vi aspetta numerosi nella giornata di domenica 6 ottobre per l'ormai consueto appuntamento con Autunno in Borgo. Non mancate dunque alla tradizionale mostra mercato dedicata all'artigianato e alla creatività, ai sapori regionali autunnali e al florovivaismo. Tante novità in Borgo Cavour, Via Canova e Via San Liberale. Torna l'appuntamento con la terza edizione del Festival delle Proloco che si svolgerà a Piazzola sul Brenta presso l'ex Filanda. Vi aspettiamo dunque il 5 e il 6 ottobre per vivere lo spirito delle Proloco con stand gastronomici di prodotti e piatti tipici, animazione per bambini e molto altro ancora. Non mancate dunque alla festa delle feste. Per saperne di più www.umpliveneto.it. Domenica 13 ottobre a Codognè, in provincia di Treviso, avrà luogo la 19esima edizione della Festa della Mela Cotogna e la seconda edizione della Fiera Veneta delle piccole produzioni locali. Dalle 10 alle 18 stand gastronomici, mercato dell'artigianato e spazio bimbi e poi spettacoli di show cooking, musica e danza. Non mancate! I Papu presentano il nuovo spettacolo comico A che punto è la rotta? Si terrà nell'area festeggiamenti a Rustignè di Oderzo sabato 5 ottobre alle 21:30. Lo show parla di una società, la nostra, abituata a prendersi un po' troppo sul serio. L'ambizione è quella di mostrarci la realtà in modo ironico per farci vivere almeno per una sera un pochino più sereni. Appuntamento dunque con i Papu all'insegna del divertimento. Nel 1957 fu lanciato nello spazio il primo satellite. Era lo Sputnik 1, il primo satellite della storia. L'evento decretò l'inatteso sorpasso dell'Unione Sovietica sugli Stati Uniti nella convulsa corsa allo spazio, che vedrà contrapposte le due superpotenze fino alla fine degli anni 60. La famiglia è la patria del cuore. Giuseppe Mazzini. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.